Pensiero del giorno, mercoledì 10 luglio. Prestare attenzione alle grida degli ultimi. Non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 18. Amare con le opere. La vera fede, dice l'Apostolo, si dimostra amando come Gesù ha amato e ci ha insegnato. Ora, la prima caratteristica di questo amore è che è concreto. Gesù non ci ha amati con i bei discorsi, ma ha trascorso il suo tempo in mezzo a noi, facendo del bene, guarendo tutti. Atti degli Apostoli 10.38. Rendendosi totalmente disponibile a chi si rivolgeva a Lui, a partire dai più deboli, dei più poveri, dei più emarginati, e dando la sua vita per noi. Amiamo dunque con i fatti e non con le parole, a partire dagli umili servizi che i nostri vicini ci chiedono ogni giorno. E amiamo secondo verità. Gesù ha sempre agito secondo la volontà del Padre. Allo stesso modo anche noi dobbiamo sempre agire secondo le parole di Gesù. Chiara Lubick, stralci del commento alla parola di vita del maggio 1989.